Amici de Televignole, bentornati a Non è mai massa tardi per imparare il dialetto team. Oggi ancora parleremo di modi di dire vari, cioè eh, vari. Uno è questo, conoscere il taglio del prato, conoscere il taglio del prato, ossia conoscere i propri polli, con chi si ha a che fare. Saber de che pe uno il zoppega, sapere da che piede uno zoppica, ossia sapere quali sono i suoi lati deboli. Saber de che mort morir, sapere di quale morte morire, nel senso di sapere cosa ci si può aspettare che nel contesto in cui la frase di solito è usata risulta sempre preferibile al non sapere nulla, non solo di fronte a cose molto importanti, ma anche di fronte ai piccoli eventi della quotidianità. Chapar na refolada, prendere una folata di vento. Al di là del significato letterale, con questa espressione si indica l'aver preso una lavata di capo. Far na sbaracada, fare una baldoria. Se il contesto lo consente, la frase può essere usata per indicare una baldoria, una gozzoviglia. Sbaracar di per sé significa andarsene, levare le ancore, sbaracar e via da un posto. Nar entena bona val e far fascine, andare in una buona valle e fare fascine. La frase si rivolge ironicamente a chi si è sbagliato di grosso cercando dove non è possibile trovare. Capir bisi per fare. Capir bisi per fare. Capire piselli per fare. Non vuol dire altro. Chapar en scrollone. Prendere uno scrollone. Può avere vari significati, almeno due sono tra i più usati: trasalire e prendere una scossa. Ciapparse na tabacada, prendersi una tabaccata, nel senso di prendersi uno smacco, subire un rifiuto, una ripulsa, un rimbrotto molto forte che provoca mortificazione e avvilimento, come nel caso di ciapparse na snasada o ciapparse na smusada, ciapparse na tabaccada. Ciappare in pipacol, prendere il frutto della rosa canina. Ciapparse in pipacol, ma con il significato di prendere una gran paura o uno spavento. Il modo di dire potrebbe avere preso spunto dal fatto che, come si sa, il frutto in questione, con il quale possono essere preparate delle ottime marmellate, tra l'altro, ha proprietà astringenti, il che non guasta in una situazione nella quale si prende una gran paura, con i rischi che ben si conoscono. Tanto che si può ricordare il modo di dire seguente: farsela en braghe, farla nei pantaloni. È un modo di dire che non ha bisogno di commento. Si può forse ricordare solo come l'espressione possa essere usata in tantissime occasioni, soprattutto quando si vuole commentare una situazione nella quale la paura tira dei brutti scherzi. Venirgen fora, venirne fuori, nel senso di venirne a capo. Si usa anche il più spiccio venirgen. Bagolar dal fred, tremare dal freddo. Bagolar deriva da bagola, bacca o cacca di coniglio, pecora, capra, capriolo. L'espressione si usa per sottolineare come qualcuno tremi a raffica in modo irrefrenabile. E a questo proposito è bene ricordare come in altro contesto possa indicare e chiacchierare a ruota libera, il pettegolare. Torghe la volta, prenderci in giro, nel senso di portare a compimento di solito con un certo sforzo. Nar en migole, andare in briciole. Si dice quando qualcosa si rompe, una tazza, un piatto, un utensile qualunque, all'eccesso narre mille migole, mille briciole. Venire i sgrigioi zo per la schiena, venire i brividi giù per la schiena, ossia rabbrividire, in un modo di dire molto appropriato che descrive perfettamente la situazione. E infine le pezzo e tacon del bus. Il rattoppo è peggio del buco, nel senso che il rimedio a volte è peggiore del male.
Grazie per l'attenzione e alla prossima puntata dei Non è mai massa tardi per imparare il dialetto trentino.